Agrigento, alla Palazzo Filippini, in via Atenea, è stata inaugurata l'esposizione permanente della collezione di 22 dipinti di Ettore Castagnolo, a cura della sovrintendente ai beni culturali di Agrigento, Gabriella Costantino. I dipinti sono di proprietà della regione siciliana, a cui sono stati donati dagli eredi. Castagnolo, che nella sua prima sperimentazione pittorica idealmente prosegue la prestigiosa tradizione di Francesco Lo Iacono, nasce ad Agrigento nel 1905 e muore a Roma nel 2003. La sua volontà sarà quella di donare alla città natale parte dei suoi lavori, che adesso hanno degna esposizione accanto a quelli della collezione Sinatra. Effettivamente queste opere già erano state esposte in precedenza negli spazi espositivi di Santa Maria dei Greci, dove noi però la settimana prossima inaugureremo l'Antiquarium. Castagnolo è pittore agrigentino del Novecento, vive ad Agrigento, fra Agrigento e Palermo fino al 1940, poi si trasferisce per lavoro in Sardegna e quindi a Roma, dove nel 1948 apre uno studio appunto artistico di pittura vicino a San Giovanni in Laterano. È attratto nella prima appunto sua fase iniziale dalle opere dello Iacono, che conosce attraverso l'amicizia con Giuseppe Sinatra e che ha modo di vedere appunto nella casina della Valle dei Templi, e quindi lo Iacono vicino, che considera il suo maestro ideale, anche se dalla pittura di paesaggio dalla Valle dei Templi passa a quella dei paesaggi urbani, con un linguaggio poi che va verso più forme di post-impressionismo, calate in una dimensione atemporale, quasi metafisica. Quindi intanto abbiamo ritenuto che appunto il sito giusto per esporle sia questo del convento dei Padri Filippini, che secondo me è deputato per la città a essere Museo di Arte Contemporanea. Infatti quando andranno nella sede storica del Museo Civico le opere che giù si conservano, medievali e moderne, qua resterà appunto dal Novecento in poi. Le opere sono state donate dagli eredi di Ettore Castagnolo alla moglie Mercedes e ai figli, perché la volontà che ha espresso l'artista era quella che tornassero nella città natale. Il Collegio dei Filippini si arricchisce di questa nuova sala dedicata a Ettore Castagnolo, un pittore del Novecento di origini agrigentine, purtroppo poco celebrato, ma che ha raccontato con le sue opere, ha raccontato la Sicilia, ha raccontato il paese, e colmiamo così una lacuna, cioè diamo la giusta ribalta a questo illustre pittore che probabilmente è stato meno celebrato rispetto a quanto i suoi meriti avrebbero richiesto.